Acquambiente. In corsia 2 Karen Asprissi, Sporting Club 63. In corsia 3 Elena Pravato, Rosa Blu. Corsia 4 Alessia Cielo, Team Lombardia. In 5 Martina Rombaldoni, Vissauro. In 6 Matilde Modolo per l'Idros. In 7 Miriam Bortolotti, Acquambiente. In 8 Giulia Cecchin, Team Veneto. Alessia Cielo col miglior tempo di qualificazione 59.02, lei classe 2003, all'attacco del primato della Bianchin 58.42, stabilito nel 2012. Sono avversarie temibili le sue compagne di finale, parte decisa la Asprissi che questo pomeriggio ha già vinto i 100 farfalla col primato della manifestazione. Asprissi un oro, 2 argenti e un bronzo ai campionati italiani giovanili di Riccione. Davanti in 28,50 la Asprissi, poi la Cielo 28,76, la Rombaldoni 28,93. Attenzione alla Pravato in corsia 3, campionessa italiana giovanile in carica dei 200 e 400 stile libero e potrebbe farsi sotto nella seconda parte di gara, infatti si inserisce nella lotta per le medaglie. Asprissi in 2, Pravato in 3, Cielo in quarta corsia. Sembrano loro le 3 candidate al podio, vediamo l'ordine d'arrivo. Karen Asprissi 59,14, dunque va a vincere un'altra medaglia d'oro. Alessia Cielo 59.